L'arrivo di un nuovo parroco è un evento solenne per la vita di una comunità. Riguarda non solo il popolo di Dio, le donne di ogni età, di ogni condizione sociale che vivono nel ritorno della fede cristiana, ma investe profondamente anche la comunità civile che ha nella Chiesa e nella parrocchia un solido e insostituibile punto di riferimento morale. Conosciamo bene l'opera che la parrocchia ha svolto fino ad oggi, il suo ruolo educativo e sociale, fino a diventare un essenziale punto di riferimento per ciascuno di noi. Di questo dobbiamo dare in ultimo, ma non per ultimo, a Don Alessandro, al quale va il nostro affettuoso saluto, il nostro ringraziamento, oltre che l'augurio di un pieno recupero. Caro Alessandro, ti ho sempre conosciuto e considerato, anche nei colloqui personali, quale uomo di chiesa, avvolto dal rispetto verso le istituzioni ecclesiastiche e consapevole della grande responsabilità che il tuo incarico porta. Ma più di ogni altro aspetto ti ho sempre considerato e ti continuerò a considerare un amico con la A maiuscola, sia personale e sia di rivalità. La vera amicizia, diceva George Washington, è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi dell'avversità, perché la si possa chiamare tale. Il trauma della tua partenza non potrà in alcun modo interrompere il processo di crescita della nostra amicizia e dell'amicizia tra te e Riva Ligure. Credo che un grazie di cuore e un rinnovato grande applauso siano il migliore arrivederci. I rivaschi, occorre dirlo, non sono facili né entusiasmi immediati. Di fronte ad un cambiamento generalmente stanno un po' a guardare e possono apparire ad uno sguardo non annellato a queste dinamiche quasi diffidenti. Poi però, se responsabilizzati, si lasciano coinvolgere fino ad esprimere la loro condivisione con impegno costante e tenace. È evidente che la presenza e il ruolo del parroco assumono un'importanza particolare. Nessuno scarico di responsabilità delle funzioni che come amministratori pubblici ci siamo assunti e che continueremo ad assumerci, ma il poter contare sulla presenza di una comunità ecclesiale forte ed attenta permette di volgere sicuramente uno sguardo più ottimista ad un futuro che a volte ci appare invece così incerto. Caro Don Piero, oggi sei chiamato a raccogliere l'eredità di bene lasciata da Don Alessandro. Ti chiediamo di arricchirla con la specificità del tuo carisma e dei valori di cui sei portatore, cosa che tra l'altro ho avuto modo di toccare con mano quando mi hai concesso il privilegio di conoscere il procuratore Giancarlo Caselli, che successivamente, anche grazie al tuo aiuto, sarebbe diventato il nostro concittadino normale. Ti è sicuramente noto di come Riva Ligure sia un paese ricco di storia, di cultura, di tradizioni e di quanto questa comunità sia legata alle proprie origini, alle proprie radici, strettamente connesse con la comune tradizione cristiana. Ne sono evidenza i preziosi edifici sacri che costellano il nostro territorio, questa chiesa parrocchiale dedicata al nostro santo patrono San Maurizio Martire, il santuario della Madonna del Buon Consiglio, l'oratorio di San Giovanni Battista e la chiesa dedicata alla Resurrezione in Regione Prati. Aggiungo che al di là dei pur preziosi edifici, il nostro paese si presenta anche con la ricchezza di ognuna delle persone che lo costituiscono, dei nostri volontari, delle relative associazioni, ciascuna con un'attenzione specifica al proprio settore e che nel complesso costituiscono una trama estremamente positiva. So quanto il compito a cui sei chiamato sia difficile e gravoso, ma sono certo che la tua esperienza con la collaborazione di tutti sarà meno complesso di quanto possa apparire. Il parroco non è solo il ministro di una grande religione, ma è il simbolo dell'unità della comunità e della ricerca del bene comune. In questa direzione, Don Piero, troverai in Riva Ligure un terreno molto fertile da coltivare e un grande lavoro da salvaguardare e sviluppare per il prezioso lavoro dei tuoi predecessori. Mi accingo alla conclusione. Avrai notato, Don Piero, che ho volutamente omesso di dirti che sei benvenuto. Lo ritengo troppo facile e scontato. Altra cosa sarà farti sentire il benvenuto. Sono convinto che la comunità di Riva Ligure non sarà solo in grado di farti sentire il benvenuto, ma sarà in grado di farti sentire a casa tua. E con questa certezza che personalmente, a nome della civica amministrazione e di tutta la comunità di Riva Ligure, ti auguro una serena permanenza nel nostro paese
e sicuramente ti auguro un proficuo lavoro. Viva Riva Ligure, viva Don Piero, viva la nostra comunità. Benvenuto tra noi, Don Piero. Come rappresentante della comunità parrocchiale di Riva Ligure, sono qui ad esprimere il nostro sincero ringraziamento al Signore, che tramite Sua Eccellenza, Monsignor Vescovo qui presente, ha voluto mandare alla nostra parrocchia un nuovo pastore. Come ogni parrocchia, anche la nostra ha bisogno di una guida, ed ora che Don Alessandro, al quale siamo grati per averci guidato in questi ultimi 3 anni, è stato chiamato a svolgere altrove la sua missione e ha passato a lei, Don Piero, il testimone, sarà suo compito accompagnarci per proseguire insieme sul percorso che il Signore ha tracciato per noi e che è stato già segnato da altri pastori. Ho parlato di testimoni, ma non si preoccupi, non si tratta infatti di una corsa ad ostacoli, anche se qualche ostacolo lungo la strada lo troverà sicuramente, ma si tratta di un cammino che affronteremo tutti insieme, come siamo stati abituati a fare, lei e noi, sostenendoci a vicenda, aiutandoci a superare appunto gli inevitabili ostacoli e donando ciascuno quello che può in base ai talenti ricevuti da Dio, per l'unico e importantissimo scopo, il bene della parrocchia e della comunità. Conti dunque su di noi, Don Piero. Noi le assicuriamo la nostra preghiera, il nostro affetto e il nostro concreto aiuto e ci auguriamo di cuore che lei si possa sentire qua a Riva tra noi come in una famiglia. Che il Signore Gesù e Maria, Madre della Chiesa e Madre del Buon Consiglio, la assistano e aiutino tutti noi a costruire insieme con lei un'autentica comunità di fede e di amore. In nome di tutta la comunità parrocchiale, alcuni bambini del catechismo portano ora un omaggio a Don Piero e un quadro che ritrae proprio il santuario di Nostra Signora del Buon Consiglio. Yeah.
del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Diamo ora lettura del decreto di nomina del nuovo parroco Don Pierino Lanza. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia Sanremo, visti i canoni 519, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 32, 33, 34 e 38 del Codice di diritto canonico, considerato che il reverendo presbitero Alessandro Gersi ha rinunciato per giusta causa all'ufficio di parroco della parrocchia di San Maurizio Martire in Riva Ligure e che il sottoscritto ha accettato la rinuncia, con il presente decreto nomino il reverendo presbitero Pierino Lanza, nato a Predora Bergamo il 6 giugno 1948 e ordinato presbitero il 29 giugno 1974, parroco della parrocchia di San Maurizio Martire in Riva Ligure, trasferendolo dall'ufficio di parroco delle parrocchie di Sant'Antonio Abate in Costa Rainera, della Visitazione di Maria Santissima in Cipressa e della Natività di Maria Vergine in Cipressa, frazione Lingueglietta, conferendogli tutti i diritti e imponendogli tutti i doveri. Nomino lo stesso presbitero Pierino Lanza amministratore parrocchiale delle parrocchie di Sant'Antonio Abate in Costa Rainera, della Visitazione di Maria Santissima in Cipressa e della Natività di Maria Vergine in Cipressa, frazione Lingueglietta, fino alla data del 31/12/2015, conferendogli tutti i diritti e imponendogli tutti i doveri. Dispenso il reverendo parroco dalla presa di possesso della parrocchia di San Maurizio Martire in Riva Ligure, imponendo che il presente decreto venga notificato alla comunità parrocchiale. Sanremo, 31 ottobre 2015. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia Sanremo. Desidero soltanto accompagnare questo momento dell'inizio del ministero pastorale di Don Piero, della parrocchia di San Maurizio di Riva Ligure, con un saluto che rivolgo innanzitutto al carissimo Don Alessandro Gersi, alle autorità civili presenti, al signor Sindaco, e che rivolgo con grande affetto e con grande partecipazione di cuore a tutti voi carissimi fedeli. Desidero dirvi una cosa molto semplice e molto vera. Tra i compiti che mi competono come vescovo, quello che finora ho sentito più gravoso è proprio quello di destinare i sacerdoti ad un incarico o, come in questo caso, di trasferirli da un incarico all'altro. Per questa ragione, perché mi rendo perfettamente conto che in questi passaggi da una parte si realizza e si manifesta la volontà di Dio, che agisce attraverso le nostre povere risorse, e nello stesso tempo in questi passaggi vengono significativamente toccate e coinvolte le vite delle persone, non soltanto dei sacerdoti che appunto vengono trasferiti da un incarico ad un altro, da una comunità ad un'altra, ma anche la vita dei fedeli, perché noi sappiamo che il compito del parroco è quello di guidare i fedeli sulla strada del Vangelo. E allora naturalmente questo compito non è soltanto quello, certo, di amministrare una parrocchia, ma di annunciare la parola di Dio, di dare i sacramenti al popolo cristiano e di guidare i fedeli come un buon pastore. E questo è un compito assolutamente importante, prezioso,
certamente impegnativo ed è un compito, come ripeto, che tocca direttamente la vita e il destino delle persone. E quindi il momento che viviamo ora insieme è un momento denso di tensione spirituale, di attenzione, di fede e anche di affetto vicendevole. E vorrei suggerire a me e suggerire a voi quell'atteggiamento di fiducia, quell'atteggiamento di adesione e di obbedienza alla volontà di Dio che misteriosamente ci guida attraverso i sentieri sui quali siamo chiamati a camminare. Mi piace sempre molto ricordare questa espressione: l'uomo si agita e Dio lo conduce, ed è veramente così nel mistero della nostra vita. Auguro a Don Piero un ministero ricco di gioia, ricco di bene, ricco di frutti per la sua persona e per le persone di tutti i fedeli di questa comunità parrocchiale. Il compito essenziale, e concludo con questa ultima sottolineatura, del sacerdote è quello che la solennità odierna ci richiama. Noi entriamo oggi con questa Eucaristia nella solennità di tutti i santi. E la stessa solennità la potremmo definire anche senza articolo, perché vuol dire la stessa cosa. Non soltanto la festa di tutti i santi, ma la festa di tutti santi, perché celebrare i fratelli e le sorelle che sono già nella gloria e nella gioia di Dio significa ricordare a noi stessi, lasciarci ricordare dalla parola di Dio che verso quella patria, verso quella meta e verso quel destino noi siamo incamminati. La nostra vita di fede e il servizio del sacerdote ad altro non è orientato se non a quell'approdo definitivo. Grazie della vostra accoglienza, grazie della benevolenza, della preghiera, dell'affetto con cui in questo momento accogliete il vostro nuovo parroco, Don Piero. Raccolgo con gioia questi pensieri per custodirli nel mio cuore e per poter poi riflettere più avanti. E ora uniamo questi nostri cuori nella fede, nella gioia, per onorare in questa Eucaristia la santità di Dio e la santità di tutti coloro che partecipano alla sua divinità. Quindi vogliamo con un solo cuore davvero lodare Dio in questa particolare circostanza. Lo facciamo innanzitutto riconoscendoci peccatori e davvero bisognosi della grande misericordia del Padre. Confesso a Dio
Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, che lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Parola di Dio. Carissimi, io avrei desiderato poter entrare ed iniziare il mio cammino con voi come parroco di questa comunità con molta semplicità, quasi in punta di piedi. Sarebbe piaciuto entrare e cominciare, ma la vostra accoglienza davvero così mi ha sorpreso e anche un po' confuso, e quindi dopo le parole che abbiamo ascoltato all'inizio del nostro caro sindaco, che ringrazio davvero di cuore e assicuro la mia totale collaborazione per quanto possibile per il bene comune della comunità. Di questo può stare tranquillo lui e l'amministrazione, e quindi ringrazio molto che a nome della cittadinanza ha voluto porgere il suo benvenuto a me in questo primo momento di incontro, di preghiera con la comunità di Riva Ligure. Vorrei
Vorrei però prima di tutto rinnovare il mio ringraziamento alle comunità di Costa Rainera, qui presente anche con il sindaco, lo ringrazio, di Cipressa, di Linguaglietta, dove il Signore mi ha mandato per la prima volta a svolgere il ministero di parroco, 14 anni e mezzo fa come oggi. Entravo a Costa Rainera e a Cipressa il 31 marzo 2001 e questo 31 ci perseguita perché stasera, 31 ottobre 2015, ho fatto di nuovo, e credo sicuramente l'ultimo ingresso in una comunità. Io vengo da Vergine, quindi come religioso prima non ho mai fatto il parroco e pertanto per me anche questo cambiamento è una novità assoluta. E quindi dicevo, voglio ringraziare queste comunità che ho servito con gioia, con impegno, con tutti i miei limiti perché potessero camminare davvero nella fede. Quello che abbiamo potuto fare allora di buono dobbiamo ringraziare il Signore. Invece quello che non sono stato capace di fare, chiediamo perdono insieme delle nostre povertà. Ecco, salutato i miei ex, ma sempre nel cuore parrocchiali, come ho detto, voglio particolarmente dire grazie a Don Alessandro, perché nella sua, giovinezza, ma nelle sue capacità, spirituali, liturgiche, eccetera, aver dovuto, interrompere questo cammino iniziato con voi, credo che meriti davvero il mio e il vostro ringraziamento. Davvero Don Alessandro poi ha favorito questa mia, presa di inizio di questo mandato. Quindi dicevo Don Alessandro, grazie di cuore, perché so che non vai in pensione alla tua giovane età, ma è il nostro Vescovo che ha sempre qualcosa da far fare a tutti, ti darà ulteriori, ti ha già dato ulteriori impegni a livello diocesano. Quindi non l'abbiamo perso, lo abbiamo acquistato in un altro campo. Ecco, quindi ringraziando tutto, permettete che faccia un pensiero anche alle radici, perché non posso mai dimenticare che la vita è un dono di Dio, che questa vita viene attraverso la famiglia. I miei genitori, morti ormai da tanti anni, sono certo che in questo momento sono a partecipare alla gioia di tutti i santi in cielo, perché mi hanno dato, a me e alla mia famiglia piuttosto numerosa, un esempio di vita vissuta, non solo parole. E questo ti prende il cuore e non ti abbandona più, te lo porti dietro per tutta la vita. E insieme ai miei genitori, in modo particolare, ricordo e chiedo il suo sostegno anche a un mio fratello sacerdote, si chiamava Don Giovanni, morto 25 anni fa, all'età di 44 anni, attraverso 20 anni di ministero e di sofferenza. Ecco il mio pensiero, a loro e a tutti i santi, tutti i nostri cari che vivono in cielo, partecipano alla divinità di Dio e quindi sono i primi grandi intercessori. Bene, la chiamata del Signore per mezzo del nostro amato Vescovo, vi devo dire che è stata una sorpresa per me, quella cioè di lasciare queste comunità e di prendere in considerazione la parrocchia di Riva Ligure. Dopo non poca preghiera e non poca riflessione, ho dato la mia adesione al Vescovo, pur sapendo
all'altezza dei miei predecessori, l'ultimo Don Alessandro, ma se questa è la volontà di Dio, ho detto sia fatta questa volontà. Poi oggi, vedendo il vento che da cipressa scendeva forte, ho pensato, vuoi vedere che è proprio la volontà di Dio? Quasi a dirmi, ma vai giù! Sapete che nella Bibbia il Signore tante volte, soprattutto nell'Antico Testamento, ecco, si avvicinava all'uomo attraverso il vento, attraverso il soffio. E io ho percepito questa sensazione. Se avessi avuto ancora qualche dubbio, oggi mi ha confermato che è la volontà di Dio. Vai giù e stai là e fai quello che il Vescovo ti ha dato come croce gioiosa. Va bene. Ecco, quindi voglio ringraziare davvero Don Torino. Sapete chi è Don Torino? Scusi, Eccellenza. Posso permettermi? Perché lui ama farsi chiamare Don Torino, quasi a voler instaurare una familiarità più semplice, ecco, con i sacerdoti, credo forse anche con i suoi amici e fedeli. Ecco, dicevo, grazie a lui perché so che di solito non abbandona mai i suoi sacerdoti. Il compito di un vescovo, per fortuna che non lo sono, primo compito è amare i propri sacerdoti, stimolarli, incoraggiarli. So, questo anno e mezzo in cui Don Tonino è con noi, circa mi pare, che non ci ha abbandonato, anzi che ha creato un rapporto un po' più familiare anche con noi sacerdoti. E ricordo quando si è presentato, se non sbaglio, il 9 marzo 2014 a Ventimiglia, come vescovo della diocesi, mi ha colpito subito, tra le sue belle cose che ha detto, due parole. Quando hai detto, correggimi se poi ho sbagliato, sono qui come maestro e servo, magister, e poi come si dice in latino? Servus, vabbè, latino ormai. Ecco, non mi ha colpito perché mi ha fatto capire che questo è il compito anche di ogni sacerdote, essere maestro, pastore, guida e soprattutto, sottolineare l'aspetto, essere servo. So benissimo che non potrò essere un grande maestro, ma di certo vorrei poter essere e servire questa comunità più con la mia vita che con le parole. Lo dico col cuore. È vero che San Paolo ha detto predicate sempre in ogni circostanza il Vangelo di Dio. Ma anche San Francesco d'Assisi, mi pare, non sono molto attrezzato di santi, ma mi pare che abbia detto ai suoi religiosi: annunciate il Vangelo con la vita, se poi è necessario anche con la parola. Ecco, io non faccio nessun programma di nessun tipo, vorrei solo, mettere in rilievo e cercare di vivere questa dimensione fondamentale del sacerdote, che è quella di servire, di essere servo. E allora dove ci confrontiamo? Ci confrontiamo con il Signore Gesù, il vero servo di tutti gli uomini. Con Don Alessandro abbiamo fatto un corso di esercizi spirituali 2 o 3 settimane fa, e durante una delle meditazioni che mi è piaciuto molto è stato quando colui che dettava, che era poi il vescovo di Mondovì, ha paragonato
ecco, cioè ci ha fatto capire come dobbiamo essere servi, ripresentandoci la parabola del buon seminatore, del buon samaritano. Tutti conosciamo questo bellissimo episodio di quel malcapitato per strada, abbandonato da tutti. Passano varie persone, se ne vanno oltre. Passa questo samaritano, che è poi la figura di Gesù, e che cosa ha fatto? Ha visto con gli occhi quel malcapitato. Non è andato oltre. Si è avvicinato, si è fatto prossimo, gli ha fasciato le ferite e lo ha portato nell'albergo fino a ridargli la vita nuova. Questo è davvero l'atteggiamento di Gesù e che dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni sacerdote e di ogni cristiano, farsi servi gli uni per gli altri. Ecco, io proverò a fare quello, non faccio altre promesse. E mi sono chiesto, sarà possibile allora vivere questo servizio come lo ha vissuto Gesù? Mi sono dato questa risposta: è possibile. Fare il servo è possibile, ma ad una condizione. Ieri sera nella preghiera abbiamo detto che il sacerdote è anche l'uomo della preghiera. Per poter fare il servo bisogna amarsi e amare di più il Signore. E io vorrei, proprio venendo Riva Ligure, fare quello che non sono riuscito a fare in altre situazioni. E cioè, come diceva la Beata Madre Teresa di Calcutta, per poter stare in piedi e camminare bisogna saper stare in ginocchio. A me piace stare in mezzo alla gente, magari anche mangiare una pizza, l'ho fatto tante volte, senza essere parroco di Riva Ligure, ma per poter fare questo e donare qualcosa bisogna averlo dentro. Ecco, io credo che ho imparato in questi anni di servizio sacerdotale che non puoi dare ciò che non hai. E allora, pensando anche ai tanti santi, oggi è la festa di tutti i santi, hanno trovato tutti la forza, chi in un modo, chi nell'altro, secondo il proprio carisma, hanno trovato la forza sempre e solo in ginocchio, davanti al Signore. Ecco, quindi, ripeto, questo è il desiderio che io ho nel cuore, quello di servirvi dopo avere ed essere stato un po' di più in ginocchio davanti al Signore. Bene, chiedo a tutti voi allora, davvero, con forza e con fede, direte, ormai questo ha già 67 anni, il vescovo poteva mandarmi anche un bel giovanotto, devo pur vivere anch'io da qualche parte. E voglio dire, però certo l'età è una cosa bellissima, la giovinezza, ma anche la seconda o terza età è arricchita dalla saggezza della vita, quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Quindi accettiamo quello che il Signore vuole e lasciamo che sia Lui a lavorare con il dono del suo Spirito e, come è stato detto dalla rappresentante forse del Consiglio pastorale a nome della parrocchia, camminare insieme. Sì, questo è vero, camminare insieme. Sappiamo tutti la catechesi che il nostro Papa in questi anni ha dato più volte della figura del sacerdote. Ci sarebbe da star qui fino a domani sera, Però camminiamo insieme, accettiamoci con i nostri limiti, facciamo solo quello che potremo fare, puntiamo in alto, soprattutto in questa sera che ricordiamo la festa di tutti i santi, puntiamo tutti alla santità.
Se poi non ci arriviamo, ci fermeremo qualche gradino sopra. Quindi ecco, chiudo finalmente, ringrazio ancora tutti voi, anche fedeli di Costa e Cipressa che vedo presenti, che hanno voluto seguirmi nella preghiera, e ringraziando tutti voi ancora continuiamo questa celebrazione che offriamo a Dio per mezzo di tutti i santi, cominciando dalla Madonna, Madre del Buon Consiglio, che ci illumini e ci porti sempre al suo Figlio Gesù. Il nostro patrono San Maurizio, San Giovanni Battista, ce n'è ancora di santi? È abbastanza per adesso. Se c'è qualche santo minore lo impareremo più avanti. Però là vedo che c'è San Gabriele della Dolorata, quel quadro, probabilmente è stato qui il corpo di San Gabriele, perché io sono stato religioso passionista, come San Gabriele. Posso onorare di aver avuto un confratello santo e quindi lo guarderò qualche volta ricordando la mia giovinezza. Grazie a tutti e continuiamo con gioia la nostra preghiera.
abbiamo lasciato la patria per te. Quale patria avremo in cambio? Dicelo, Signore.